Positivo il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Agrigento che nel corso dell'anno fino ai primi mesi del 2023 ha eseguito ben 4.700 interventi urgenti, concludendo 139 indagini di polizia giudiziaria. 38 soggetti individuati esercenti attività di impresa sono stati scoperti totalmente sconosciuti al fisco, 116 quelli denunciati per mancata presentazione di denuncia dei redditi, interventi ispettivi per un recupero di circa 40 milioni di euro, evasione sui controlli sui frodi sui carburanti, sui fondi del PNR, sui fondi relativi al bonus casa 110%, sul reddito di cittadinanza, sul lavoro nero, sulle commesse clandestine, nel campo dell'immigrazione. Questi i principali risultati che sono stati elencati nel corso della festa della Guardia di Finanza per celebrare il 249esimo anniversario della sua fondazione, che si è svolta ieri ad Agrigento presso la caserma Mosto dal comandante provinciale di Agrigento, colonnello Rocco Lopane. Oggi la Guardia di Finanza celebra il suo 249esimo anniversario dalla fondazione. Ancora prima di fare consuntivi mi preme ricordare, come ha detto anche il comandante generale, che la festa del corpo è innanzitutto esercizio della memoria, è il ricordo della nostra storia, dei nostri valori, della nostra origine. E mi piace ricordare anche una circostanza: noi festeggiamo il nostro compleanno il 21 giugno, in ricordo delle gesta e del sacrificio dei ragazzi, dei giovani finanzieri che, schierati lungo il Basso Piave, parteciparono facendosi onore alla battaglia del solstizio d'estate che aprì la vittoria del primo conflitto mondiale il 21 giugno del 1918, e con loro vogliamo onorare tutti i caduti della Guardia di Finanza nella Grande Guerra, nella Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco-albanese, su quello di Cefalonia, di Corfù, e tutti i nostri eroi, tutti caduti nell'adempimento del dovere fino all'appuntato pellegrino in servizio presso il soccorso alpino di Cuneo, deceduto durante un'attività di servizio solo alcuni giorni fa. La cerimonia odierna è poi anche momento di riflessione, sia in chiave prospettica su quelle che sono le attività future del corpo, sia come consuntivo delle attività che sono state già svolte. Vedete, stiamo vivendo un periodo complesso, forse il più complesso degli ultimi 10 anni. L'economia era in ripresa dopo la forte caduta del prodotto interno lordo dovuto all'economia da Covid, ma la ripresa è stata frenata dal mutato quadro geopolitico, dalla guerra in Ucraina, dall'aumento dei prezzi, dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dall'instabilità che ciò ha determinato nello sviluppo del mercato. Effetti che chiaramente andranno a comprimere la crescita e con essa anche la capacità di spesa dello Stato. Quindi diventa per noi, quale principale polizia economico-finanziaria cui il Paese ha dato l'incarico di tutelare il bilancio sia sul versante delle entrate che sul versante delle uscite, quello di assicurarsi che tutti gli interventi programmati dall'autorità di governo per lo sviluppo economico vadano a buon fine e non vengano dispersi. Questo è importante soprattutto in un territorio come il nostro, che soffre un atavico ritardo infrastrutturale e di sviluppo economico. Punteremo la nostra azione in primo luogo sulle risorse del PNRR, seguendo 3 direttrici principali. Contrasteremo eventuali fenomeni illeciti di distrazione delle risorse, miglioreremo e svilupperemo l'azione antifrode e anticorruzione, impediremo l'infiltrazione della mafia e della criminalità organizzata nel tessuto economico, evitando che possano approfittare delle risorse messe in campo dall'autorità di governo, dalla Comunità Europea con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Naturalmente questo comporta un grosso sforzo per la Guardia di Finanza, una capacità di innovarsi, rinnovarsi, essere al passo coi tempi
sviluppare nuove tecnologie e saper soprattutto cogliere le trasformazioni in atto per essere sempre allineati alle mutate esigenze della gente e del Paese. Prova della nostra attività sono i risultati che abbiamo conseguito in questi 17 mesi, che poi verranno pubblicizzati con un apposito comunicato stampa. Questa sede però mi preme sottolineare quelli che sono stati gli aspetti per dare un'idea del fenomeno. Abbiamo eseguito 504 controlli e verifiche fiscali, proponendo un recupero a tassazione di oltre 40 milioni di euro, con un'imposta evasa che noi abbiamo calcolato in 12 milioni di euro. Particolarmente incisiva è stata l'azione che abbiamo sviluppata per il contrasto all'indebito utilizzo dei crediti d'imposta, specie quelli del settore edilizio, i cosiddetti bonus edilizi. Abbiamo accertato frodi per crediti inesistenti per circa 39 milioni di euro, 15 dei quali già incassati. Abbiamo denunciato 16 persone, 10 sono state tratte in arresto e circa 70 beneficiari sono stati verbalizzati e segnalati all'Agenzia delle Finanze per il recupero del credito già utilizzato. Nel lavoro nero abbiamo effettuato 169 interventi, trovandoci 280 lavoratori in nero. Abbiamo eseguito quasi 300 controlli a reddito di cittadinanza, la quasi totalità dei quali si sono rivelati indebite percezioni, con un danno di circa 3 milioni di euro. Abbiamo segnalato 5 milioni di euro di danno erariale, segnalato 9 persone per corruzione e una larga parte delle nostre attività l'abbiamo destinata al contrasto del gioco illegale. Abbiamo chiuso 40 punti di raccolta di scommesse clandestine, anche per arginare sia l'evasione delle imposte collegate al gioco online, ma anche fenomeni particolarmente preoccupanti dal punto di vista sociale, quali la ludopatia. Un altro settore in cui abbiamo destinato grandi risorse è stato il contrasto all'uso e al commercio di sostanze stupefacenti. Sempre più i nostri giovani si avvicinano alle sostanze stupefacenti. Abbiamo segnalato per uso più di 170 soggetti e abbiamo sequestrato più di 210 kg di sostanza stupefacente. Un ultimo pensiero consentitemi di rivolgere ai finanzieri che in mare tutti i giorni intervengono per il contrasto all'immigrazione clandestina, ma che si trasforma sempre in attività di salvataggio. Sono più di 30.000 i migranti che sulle nostre imbarcazioni sono stati portati in salvo e hanno trovato il porto sicuro sulle nostre coste.